13 appartamenti, prezzi a partire da 33.000 euro e nessun requisito particolare per partecipare. Ater Treviso mette così all'asta un pacchetto di alloggi distribuiti tra Conegliano, Orsago, Ponte di Piave, Treviso e Vittorio Veneto. Gli immobili hanno metrature comprese tra i 47 e i 115 metri quadrati e prezzi che arrivano fino a 87.000 euro. L'asta è aperta a persone fisiche e giuridiche e non è previsto nemmeno l'obbligo di destinare l'abitazione a prima casa. È una grande occasione, un'occasione per quelle persone che ricercano il sogno della loro vita, che è l'abitazione, la loro abitazione. Ater Treviso mette all'asta 13 alloggi in 5 comuni diversi. Degli alloggi che hanno dei prezzi sicuramente abbordabili, perché partiamo da un minimo di 33.000 euro ad un massimo di poco meno di 90.000 euro. Sono alloggi che necessitano di qualche piccolo intervento, sono vuoti e quindi possono essere una grande opportunità per quelle giovani coppie che ricercano una nuova abitazione. Le offerte dovranno essere presentate entro il 2 ottobre 2026, giorno in cui è prevista anche l'apertura delle buste. Gli interessati potranno inoltre visitare gli appartamenti seguendo il calendario indicato nel bando pubblico da Ater Treviso. I proventi delle vendite, come da normativa, Ater li impegnerà per riattare degli alloggi, quindi questo sarà un altro nostro grande impegno. Alloggi che noi mettiamo in vendita su immobili dove abbiamo già parzialmente suddiviso la proprietà, cioè non abbiamo il dominio completo dell'immobile, e questo è un obiettivo che ci siamo dati e continuiamo a perseguire.